Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio giornale. In Friuli Venezia Giulia al momento la situazione meteo è tranquilla, ma sono previste precipitazioni per l'intera giornata con nevicate anche intense in montagna. Nel frattempo proseguono le operazioni coordinate dai funzionari della Protezione Civile regionale per ripristinare i collegamenti con le frazioni di Forni a Voltri rimaste isolate attraverso l'apertura di una strada forestale alternativa e tutte le azioni avviate dalle squadre di volontari comunali sull'intero territorio. Lo ha dichiarato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dopo la riunione in videoconferenza di questa mattina con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il centro funzionale decentrato del Friuli Venezia Giulia, nel corso della quale è stato tracciato il quadro della situazione generata dal maltempo. Riccardi ha confermato che da venerdì scorso la Protezione Civile ha messo in campo 1800 volontari e 500 mezzi per dare supporto alla popolazione e risolvere le criticità del territorio collaborando con i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. In base all'ultimo bollettino della Protezione Civile sono giunte segnalazioni dai comuni di Caneva, Lauco, Forni a Voltri, Socchieve, Forni di Sotto, Verzegnis, Rigolato, Forni di Sopra, Ovaro e Comeglians. Per quanto riguarda l'energia elettrica, al momento risultano essere un centinaio le utenze disalimentate nei comuni di Pordenone, Forni di Sotto, Rigolato, Paolaro, Resia, Prato Carnico e nella località di Pradibosco. L'Enel ha però già attivato alcuni gruppi elettrogeni per garantire l'alimentazione della sottorete elettrica Forni di Sotto e Forni di Sopra e tutti stanno lavorando per risolvere questa criticità nel minor tempo possibile. Inoltre, in via precauzionale, dato l'elevato rischio di valanghe previsto per i giorni, la Protezione Civile ha richiesto a Enel di dislocare nei gruppi elettrogeni a Forni e Sauris ed i primi sono già stati trasportati in loco questa mattina. In questo modo potrà essere garantita la fornitura di energia elettrica, anche nel caso di interruzioni delle linee e della viabilità. In merito alla viabilità, sempre in base all'ultimo bollettino della Protezione Civile, la statale 52 Carnica è stata riaperta a senso unico alternato al chilometro 48, ma rimane chiuso il passo della Mauria. È richiusa anche la strada regionale Udine 40 di Paolauro, la strada regionale 465 è chiusa dal chilometro 10, progressiva 536, al 15, progressiva 700. Lungo la strada regionale Pordenone 60 delle 5 strade è chiuso il sottopasso ferroviario di Zoppola a causa dell'esondazione del Meduna. La strada regionale Pordenone 49 di Prata è chiusa nel tratto tra le località di Rondover, in comune di Porcia, e Prata di Sopra, in comune di Prata di Pordenone, per l'esondazione del Rio Sentiro. La strada regionale Pordenone 25 di Tamai è chiusa in località Tamai, nel comune di Bruniera, a causa dell'esondazione del Rio Sentiron. Inoltre la strada della Val Settimana, nel comune di Clout, ha subito e ulteriormente disestata a causa del crollo di una difesa spondale con dissesto su un tratto di viabilità a valle della località Lastre e nel comune di Tarcento verso Oltre Torre la viabilità è interrotta in località Poglia. E per questa edizione è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto e vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Buon proseguimento di giornata a tutti. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai,
dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.